Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Far Cry 4. Oggi ci troviamo direttamente nella nostra campagna in single player. Scusate se in questi 2 giorni non ho caricato video, ma ho cercato di aggiustare un po' il dettaglio di Far Cry 4, la sincronizzazione. In pratica ho visto che registrando Far Cry 4 ho avuto qualche problema di sincronizzazione audio-video. Forse è dovuto al fatto che sto utilizzando una qualità video troppo alta per quanto riguarda la mia scheda video, quindi l'ho abbassata ancora un pochettino e speriamo che adesso il problema si sia risolto, perché per aggiustare l'audio della voce mia mentre parlo ovviamente non ci sono problemi, ma l'audio del gioco rispetto al video è davvero molto complicato aggiustarlo. Però adesso speriamo che il problema si sia risolto. Intanto sono andato un pochettino avanti con la campagna, cioè non ho fatto quasi niente, avrò fatto una missione 2. In pratica che cosa è successo? Abbiamo esclusivamente guadagnato qualche punto karma in più, qualche punto abilità in più. Date un'occhiata nella sezione principale delle abilità, infatti ho qualche punto da assegnare. Possiamo mettere la siringa curativa a livello 2 in modo tale da ottenere 4 unità di salute in più ogni volta che ci cureremo. Con altri 2 punti possiamo migliorare. Invece, vediamo un po', lavori molto più rapidamente con il saldatore. No, le unità di salute parzialmente esaurite si rigenerano molto più rapidamente. Perfetto. E vediamo di per adesso fermarci qui, perché per me può bastare. Quindi ragazzi, eravamo al 2% l'ultima volta che abbiamo fatto un video. Adesso siamo al 4%, quindi ho fatto solo 2 missioni, niente di che. Intanto recuperiamo questa pianta. Al solito abbiamo la nostra 44 Magnum, che adesso ve la faccio vedere appena usciremo dall'area protetta del luogo. Perfetto, eccola qui. Abbiamo anche il nostro arco e una buona dose di fortuna addosso. Bene, cerchiamo di scendere. Allora, procediamo verso il punto B. Se non ve l'ho fatto vedere nei video precedenti, cliccando il tasto V possiamo chiamare i mercenari, eccoli qua, che sono appunto degli uomini pagati con questi gettoni che ci aiuteranno nei combattimenti, nelle mischie, nelle strugglers, diciamo nei combattimenti ravvicinati. E questi gettoni si guadagnano completando gli eventi karma, quindi attenzione a completarli. Vediamo di raccogliere anche quest'altra foglia. Eccola qua. Purtroppo la qualità video l'ho diminuita parecchio, però devo giocare in ogni modo. Allora, le foglie delle piante utilizzate per le siringhe. Sblocca nuove siringhe. Nel menu abilità, vediamo un po'. Menu abilità, vediamo un po'. Abilità, siringhe. Dove sono le siringhe? Le siringhe, eccole qua. Siringa caccia, siringa sopravvivenza, siringa concentrazione. Siringa concentrazione. Prepara una siringa per correre e nuotare più velocemente, trattenere più a lungo il respiro. Potrebbe esserci utile. Vediamo di sbloccarla. Domatore di elefanti. Maledizione. Vediamo di procedere in avanti. Intanto vediamo di scendere da questa parte. Dobbiamo dirigerci verso il punto B, ragazzi. Sarà la nostra nuova missione. In pratica queste 2 missioni che ho fatto non ci hanno detto niente di nuovo per quanto riguarda la storia. Erano semplicemente missioni semplici. Ci hanno fatto capire chi sono i mercenari, chi sono appunto uomini, diciamo, ci hanno fatto comprendere altre caratteristiche del gioco, però niente di importante. Fai le condoglianze alle famiglie? Non ho mai visto nulla di simile. Beh, io non ho mai visto uno con le ceneri della madre. Certo. Credi che il funerale di mio padre sia stato così? Ero troppo piccola, ma la sua morte infranse il sentiero d'oro. Sarebbe diverso se fosse morto lottando. Invece no, fu assassinato. Assassinato? Aspetta, cos'è successo? So solo che è stato ucciso nella sua casa a est di Banapur. È ancora là. Potresti andarci e scoprire qualcosa in più su di lui. Ma fai attenzione. Quella zona ora appartiene a Nur. Devo andare. Vedete ragazzi, la storia di Far Cry 4 è davvero molto ma molto diversa e meno intrigante della storia di Far Cry 3. Su Far Cry 3 vi era un'atmosfera di fuga, dovevamo fuggire dalle grinfie, c'era sempre il pericolo di essere rapiti. Bene, qua siamo un po' alla ricerca del nostro passato e sicuramente la storia è meno diretta di Far Cry 3. Vediamo un po'. Allora, siamo già in volo. Vediamo di andare verso il punto Y. Deve essere appunto da quella parte. Quindi ragazzi, adesso stiamo un po' scoprendo il nostro passato, più che concentrarci sul futuro. Bene, la storia diciamo che sta procedendo molto lentamente, quindi non vi siete persi nulla. Abbiamo le nostre armi. Vediamo di alzarci un po' in volo.
Perfetto, attenzione alle scimmie che ci sono qui negli alberi. Non è che gli tagliamo le gambe. Ok. Sto riflettendo sulla mia immagine a livello mondiale e pensavo che mi manca il supporto di una celebrità. È presente tipo una visita di Dennis Rodman. Forse posso far venire Beckham coi Galaxy per una partita contro il meglio del Kirat. È un po' cliché. Una pop star. Se il dittatore del Turkmenistan può farsi cantare tanti auguri da Jennifer Lopez, anch'io posso avere la mia stella in declino. Sai cosa faccio? Vedrò quanto vuole cane. Addirittura. Segui su Twitter. Mi fa morire. Mi piacerebbe troppo farmi... Sicuramente, ragazzi, Far Cry 4 è molto più moderno, diciamo. Parlano di Twitter, di tutti questi attori, attrici, quindi davvero è molto più moderno. Però la storia la vedo meno intrigante di quella di Far Cry 3. Anche le ambientazioni di Far Cry 3 mi piacevano molto di più. Sicuramente l'Himalaya non è che mi attira molto. Sì, i suoi paesaggi sono fantastici, però l'ambito tropicale di Far Cry 3 con gli squali, i coccodrilli, sì, era tutta un'altra cosa. Diciamo che non sono mai stato un appassionato di queste montagnone solitarie disperse nella neve. Diciamo che sono più un tipo da Caraibi. Però cioè non è che mi sono neanche tanto piaciuti gli elefanti. Però volevo provare un pochettino la nuova storia di Far Cry 4. Comunque ancora, cioè, vi sto solo dando un'opinione sulle ambientazioni e su quello che ho visto fino adesso. Magari poi più avanti la storia si evolverà in meglio. Scusate, ma ho il telefono di casa appunto vicino al microfono. Se squilla, ragazzi, adesso lo tiro dalla finestra e lo spacco a terra. Quindi speriamo che non suoni. Intanto quanto è distante questo posto, mamma mia. Vediamo un po', stiamo finendo, io dico, la benzina. È un'ora che siamo appunto addosso a questa specie di sedia volante. Ok, piano. Allora, dovrebbe essere in fondo alla gola. Vediamo se è vero. Vediamo un po', ma diamo un'occhiata alla mappa, ragazzi. Dov'è questo posto? Ma guardate un po' dov'è. Yogi e Reggie. Mamma mia. Vediamo di andare. Sì, stiamo via. Vabbè, ragazzi, godiamoci il paesaggio. Potremmo anche provare a colpire qualche uccello che vola con la nostra pistola. Tanto lì c'è un po' di fumo. Probabilmente hanno incendiato qualcosa. Qua ci sono delle, come dire, zone da appiglio. Ma io direi di andare a liberare intanto la torre radio. Liberando la torre radio avremo una visione più chiara di quello che stiamo andando a scoprire. Intanto qui c'è un convoglio militare che probabilmente conterrà tantissimi rupie. Perfetto, ci ha visto, va bene, non importa. Qui c'è una statua di Buddha in preghiera, la vedete? Addirittura è dipinta in verde e blu. Vediamo se possiamo arrivare alla nostra torre radio. Eccola qua, la liberiamo immediatamente. Puliamo il segnale e speriamo in meglio. Allora, vediamo un po' cosa c'è. Piano piano. Vediamo se possiamo, ragazzi, appoggiarci. Ehi, chi c'è qua? Attenzione, attenzione che ci sono avversari. Allora, ehi, giriamo dall'altra parte, virata a tribordo, mamma mia. Via. Proviamo ad appoggiarci qui, ragazzi. Dobbiamo trovare un sentiero. Ah, attenzione, dobbiamo trovare un sentiero idoneo per l'atterraggio. Vediamo di metterci appunto qua in alto. Piano. Ecco, qua va bene. Perfetto, scendi Jackson. Eccolo qua. Perfetto, allora vediamo un pochettino chi troviamo da queste parti. Un po' come una faina nella notte. Bersaglio davanti a noi, ore 12, pronti al tiro. Tang! Mancato? L'ho preso? No, ragazzi, è troppo lontano, attenzione. Eccolo qua, si avvicina. Tang! Beccato. Attenzione. Ce n'è un altro. Eccolo. Tac! Niente, mancato. Ce n'è ancora un altro. Tac! Beccato. Vediamo un po'. Ce ne deve essere un altro. Procediamo in completo silenzio. Raccogliamo la nostra freccia. Prendiamo i suoi soldi. Bene. Teniamoci il coltellino pronto. Ah, siamo pieni. Vediamo se possiamo prendere qualche altra roba. Un po' di roba. Attenzione, eccolo. Oh, no, l'ho mancato, ragazzi. Beccato. Perfetto. Vediamo di raccogliere la nostra freccia. Perfetto. E vediamo di scalare questa bella montagnona. Allora, vediamo un po' dove... Sì, vediamo di rimuovere questi cartelli. Fammi entrare. Maledetto, non si entra di qua. Vediamo un po'. Da dove si entra, ragazzi? Vediamo un po' cosa c'è qua. Ah, c'è una scala. Bene. Procediamo. Adesso appena becchiamo un venditore vedremo di vendere tutto quello che abbiamo. Mi dispiace, ragazzi, di non aver caricato 3-4 gameplay al giorno, ma come vi ho detto,
per aumentare la qualità grafica devo aumentare il peso dei video e quindi ci vorrà più tempo per caricarli, quindi ne caricherò massimo 1 o 2 al giorno. E poi finché non avrò risolto definitivamente il problema della sincronizzazione dovrò fare sempre tante prove. Quindi speriamo che con questo video l'ho risolto il problema, altrimenti non so proprio come fare. Comunque ho quasi scelto il portatile, ragazzi, che acquisterò, Adesso ve lo farò vedere poi con un bel unboxing appena lo prendo. Sicuramente è un portatile che mi farà giocare, credo, meglio a Far Cry e a altri giochi. Rampino. Oplala. Tiriamoci su, amico mio. Vai, tira. Perfetto. Vediamo se ci possiamo sganciare. Allora, vediamo se ci possiamo sganciare qui. 1 2. Dove siamo? 3. Bene. Basta con questo segnale. Distruggiamo sto schifo di cassetta. Basta. Torre liberata. Benissimo. Partiamo con l'occhio d'aquila e notiamo che scendendo a tutta forza a 360 gradi il pellegrinaggio di Kira, una dea indiana che sicuramente ha fatto la storia qui nel Kyrat, è l'albero della vita di Banashur, utile per offrire doni e regali agli dei, e la mente di Yalung, un territorio sotterraneo, base una volta del Sentiero d'Oro, ormai in preda a Pagan Min. Allora, ragazzi, siamo stati assediati da altri 2 maledetti e malintenzionati. Vediamo un po'. Devo girare. Vediamo se possiamo andare da questa parte. Utilizziamo il cavo. Perfetto. Vediamo di liberare questo ragazzo mio. Vai. Scendi qui. Perfetto. Piano. Eccolo qua. Punti karma in arrivo. Beccato in piena testa. Un'altra torre, fratello? Non vedi proprio l'ora di partacciare Pagan come... Allora, vediamo cosa c'è qua dentro. Rifornimenti al Sentiero d'Oro. Ha un disperato bisogno di scorte. Recuperale nei punti di raccolta e portale ai più bisognosi. Va bene. Serve aiuto. Ehi? Bindi, sei tu? Qui non c'è nessuno con quel nome. Merda! È in ritardo. Chi parla? Ajay Gal, tu chi sei? Ajay Gal. Un momento. Ajay, certo, lo so chi sei. Sono Gopal, sto col Sentiero d'Oro. Senti, ci serve il tuo aiuto. La mia squadra si occupa dei rifornimenti per la causa, ma sono in difficoltà. L'armata reale sta rifornendo le truppe nella zona. Ti invio le coordinate degli sganci. Recupera i pacchi prima che finiscano nelle mani dell'armata reale. Cosa c'è nei pacchi? Rifornimenti, cose che ci servono. Allora, ragazzi, ci siamo imbattuti in una missione secondaria che risolveremo appunto seduta stante. Avanziamo verso il punto di raccolta. Siamo armati fino ai denti. Devo solo migliorare un po' con l'arco. Intanto ci avviciniamo verso la zona dei rifornimenti, che là in basso sta sorgendo il sole, qui nel nord dell'India. Siamo forse in Nepal. Vediamo un po'. Tanto là c'è un soldato che avanza. Eccoci arrivati. Vai. Proviamo a scendere. Perfetto. Ci sono tanti soldati. Dobbiamo fermarci dall'altra parte. Ci hanno visto. Fermiamoci qua. Bene. Oh, mamma mia. Maledizione. Ma dovevo buttare. Ah, guardate dove è finito quel coso. Wow. Vediamo se ci possiamo curare. Abbiamo attirato l'attenzione forse dall'altra parte. Ok, come una faina nella notte. Pronti al tiro, ragazzi. Annulliamo il tiro. È meglio allontanarci. Dobbiamo trovare una zona molto più pulita e sgombra per effettuare l'attacco. Ce ne sono diversi qua davanti a noi. Piano. Perfetto, il primo è fatto fuori. Mancato, purtroppo. Abbiamo attirato un orso, ragazzi. Giriamo da questa parte. Bene, stiamo creando un po' di casino qui dentro. Dai. Vieni qua. Perfetto. Attenzione che stanno incendiando tutto. Non abbiamo più armi secondarie. Ci hanno rinchiuso in un muro di fuoco. Vediamo se posso girare da questa parte. Giriamo. Eccoli. Tac. Beccato.
Eccolo. Proviamo a procedere da quest'altra parte. Ce ne sono ancora 2, se non sbaglio. Una freccia recuperata. Ne abbiamo 8. Lo so che sei ancora lì. Piano, ragazzi. Siamo pieni di denaro. Come prima. Oh! Zitto! Vediamo se possiamo entrare. Saranno qua dentro, ragazzi. Beccati questo. Wow! L'ho fatto saltare in aria. Sta bruciando sicuramente anche l'altro. Dov'è? Eccolo. Ehi! Stai calmo. Perfetto, ragazzi. Li abbiamo fatti fuori. Qua adesso sta incendiando un po' tutto, ma credo che se quella non è benzina non salta niente in aria. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo sicuramente ripulire tutta questa zona. Molotov. Allora, dove sono i rifornimenti? Qua c'è un po' di vino. Vediamo qua, niente. Vediamo un po'. Possiamo... Chi c'è qua? No, no, altri soldati. Allora, ragazzi, cosa dovevamo fare? Prendere il denaro. Ok. Vediamo un po'. La missione che cosa dice? Che dobbiamo prendere... Vediamo, recupera tutti i rifornimenti. Quali sono i rifornimenti? Ah, forse qua dentro, vediamo un po'. Devono essere qua forse, vediamo. I rifornimenti, dove sono i rifornimenti? Vediamo un po', questo che è un allarme? Vediamo, no. I rifornimenti. Vediamo, ah, devono essere questi, perfetto. Ok, abbiamo finito. Sì, lo prendo subito. Intanto qua dentro cosa c'è? Qualcosa di interessante? Niente. Vediamo se possiamo procedere con questo quad. Purtroppo, ragazzi, non posso derubare i cadaveri perché non ho tanto spazio. Intanto noi adesso procediamo su questo bel quad. Vai. Allora, andiamo in questa strada. Aia, maledizione, sempre la solita storia. In questa strada montagnosa. Vai. No, sapevo. Dai, proviamo a girare da questa parte. Vai, proviamo a salire. Bene. Quad, ragazzi, è un mezzo davvero molto resistente. Ha una trazione micidiale, dovremmo farcela. Attenzione a non beccare gli alberi. Vai. Eccolo lì. Piano, mamma mia, dove siamo qua? Piano. Meno male. Ce l'abbiamo fatta. È un miracolo che non siamo caduti. Piano. Qua c'è la strada. Perfetto. Proviamo ancora ad avanzare. Wow. Perfetto. Ehi, fammi passare. Proviamo da questa parte. Perfetto. Dai, ecco la strada. Perfetto. Guida automatica attiva. Possiamo intanto analizzare che abbiamo raccolto una molotov e una granata. Potrebbero esserci utili. Tanto qua ci sono dei cervi che non possiamo catturare perché non abbiamo spazio. L'obiettivo è appunto vicino a quel sentiero, ragazzi. Quindi lasciamo perdere la guida automatica e ci gettiamo nel bel mezzo della zona. Dai. Scaliamo la montagna. Dai. Niente, troppo ripida. Proviamo da questa parte. Niente, ragazzi, troppo ripida. Dobbiamo trovare un punto di accesso. Magari con il rampino possiamo fare qualcosa. Proviamo a salire da questa parte. Dai, niente. Uscirò dalla zona. Se non riesco a salire, che non c'è. Dai, non mi fate fallire la missione adesso perché non trovo un punto di appiglio. Dai, no, non mi fate cadere così in basso. Maledizione. Dai, che sto cercando un punto di salita. Un attimo. Vediamo da... mannaggia che non sono salito con il coso. Con quella specie di oggettino volante, con la sedia volante. Stiamo circumnavigando la montagna. Vediamo se possiamo arrampicarci da qualche parte. Non ci sono punti di aggancio. Qua vedo una macchina abbandonata. Attenzione, ragazzi, bersaglio davanti a noi. Eccolo. Tac. No, l'abbiamo mancato di un pelo. Attenzione. Tum. Ancora. Tac. Niente, ragazzi, non ho capito come si mira con questo arco. Attenzione. Perfetto. Attenzione. Vediamo di raccogliere tutte le frecce che abbiamo perduto. Una freccia, seconda freccia. Ehi, chi c'è qua dentro? Eccolo. Tum. Attenzione. Getta la granata.
Oh wow, chi c'è qua dietro? Chi c'è? No, 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 no. Dai, dai, fammi andare via. Corri. Maledizione. Via, via. Via. Curati. Ma proprio i cani si dovevano mettere a rompere le scatole. Gira. Maledizione. Dovevo rimanere impantanato proprio con gli alberi. Vai, 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 vai. Levati quella scheggia dalla mano. Mamma mia, ragazzi. I cani a rompere le scatole, eh? Vediamo se ci possiamo curare per bene. Togliamoci questa scheggia dannata dalla mano. Ancora? Proprio non riusciamo a staccarla. Ehi, avete rotto le scatole. Adesso ve lo faccio vedere io. Dai, 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 dai. Beccati questo. Vai, 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 ancora un altro. Perfetto, ce ne sono altri? Credo di averli fatti fuori tutti. Ok ragazzi, purtroppo non ho capito ancora come si mira con l'arco. Devo comprargli un mirino degno di nota, perché tipo, vediamo un po'. Ancora non ho capito per bene come si mira. Dove siete? Vieni qua. Dove sei? Vieni qua. Vieni qua. Volpe del caspita. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Maledizione. Ci sono. Vai. 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 Perfetto, mi sa che ci hanno beccato. Con l'accendino riusciremo ad eliminare la pallottola. Maledetto. 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 Ricarica. Vediamo di guarire. Ok, oddio, guardate il proiettile che avevamo là dentro. Ne abbiamo ancora. Ecco, vediamo di curarci. Perfetto. Ma frecce esplosive non ne possiamo fare, maledizione. Come si facevano? Proprio completamente una freccia esplosiva. Mina, C4. Niente, proprio. Dobbiamo... Devo capire come si fanno le frecce esplosive, ragazzi. Eccolo. Perfetto. Ce n'è ancora un altro. Tum. Eliminati. Allora, gli abbiamo raccolto tutte le frecce possibili e immaginabili. Intanto questo stupido cane vediamo di scuoiarlo, che ci stava quasi distruggendo. Perfetto, recuperiamo. Qua siamo pieni, pieni. Allora, cosa c'è qua dentro? Allora, ermo di Kira. Mi spavento entrare sempre in queste caverne. Non vorrei che spuntasse qualche ragno. Io faccio un urlo qua, ragazzi, che davvero mi sentono anche vicini.